Continua a scendere la curva del contagio in Italia secondo gli ultimi dati resi noti dalla Protezione Civile, ma cresce ancora il numero delle vittime, 156 in un solo giorno. Raggiunto in Veneto l'obiettivo zero contagi in netto anticipo rispetto alle previsioni. Maria Pia Zorzi. Il numero delle persone infettate 19.038, lo stesso numero di positivi del giorno precedente. Era la notizia più attesa ed è giunta in netto anticipo rispetto alle previsioni. Il modello Veneto funziona, ha commentato con soddisfazione il professor Andrea Crisanti, consulente della Regione e responsabile della medicina molecolare dell'Università di Padova. E ha aggiunto: lo zero è un bene prezioso da conservare con un comportamento virtuoso. Il merito per Crisanti va a tutte le persone che hanno lavorato giorno e notte per raggiungere questo risultato e alla fine, dice, l'intuizione di cercare gli asintomatici ha pagato. Certo, ora bisogna continuare a rispettare le regole e le precauzioni messe in atto per il contenimento dei contagi, perché questo importante traguardo, ha concluso lo scienziato, non vada perso. Infine le vittime. Ieri sono state 12, per un totale di 1.853 decessi dall'inizio dell'epidemia. La Lombardia resta invece